Allora, io direi di cominciare. Ringrazio tutti per essere qui e spero che si senta. Si sente? È che mi spaventa questo bubone. Sì, esatto. Come si fa a E accendere? la- adesso interpreto tre ruoli. Il primo, quello di presidente dell'Ateneo, che non c'è perché è ammalata, si scusa molto e quindi posso solo dire che l'Ateneo ci ospita per questa iniziativa che questa sera proponiamo a tutti voi e a noi stessi, che riflettiamo su quello che è stato fatto. Il libro del quale parleranno soprattutto le persone che se ne sono occupate, e poi darò la parola a Franco Posocco che interverrà sul merito del volume, porta avanti un'iniziativa dell'Istituto Regionale Ville Venete, che ha già pubblicato in precedenza un altro volume con gli stessi autori, e in questo caso la ricerca che si è sviluppata per 2 anni porta avanti il rapporto tra le ville e l'acqua. Un tema che abbiamo ritenuto fosse di particolare interesse proprio per i nessi che ci sono tra le ville e l'acqua. Di questo dirò qualche cosa tra un attimo, dopo aver spiegato qual è l'importanza del volume. Il volume, che è stato pubblicato dalla casa editrice Marsilio, che qui ringrazio, abbiamo anche la presidente Manuela Bassetti qui questa sera, che vede anche la diffusione che ha portato avanti la Marsilio col volume precedente, che percorreva tutta un'analisi sul rapporto tra le ville e il territorio. In questo caso gli autori hanno sviluppato una ricerca della quale loro parleranno per 2 anni, dico bene, Rallo? Anche di più. Anche di più, va bene, allora. Anche 4. Però ripercorrendo una ricerca proprio del rapporto tra le ville e l'acqua. Qui non si tratta di avere un volume che è uno strumento di conoscenza, ma serve soprattutto a spiegare qual è il patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle quali le ville sono portatrici. Se non tedio molto, volevo solo ricordare un po' a tutti voi che l'Istituto Regionale Ville Veneto è un istituto della Regione Veneto, che ha una sua struttura. C'è un architetto che dirige, il direttore Franco Alberti, che qui è questa sera, e anche altri funzionari. Però l'istituto porta avanti l'identità delle ville. Sono 3.803, delle quali vincolate da parte del Ministero 1.803, quindi vi rendete conto dell'importanza che ha questa ricchezza di numerosità. Al numero corrisponde anche una qualità delle ville stesse. Ci sono quelle acclarate decisamente a Palladio, poi la Azzi Visentini di questo parlerà in maniera particolare. Ecco, però il tema che abbiamo portato avanti, che cerchiamo di spiegare anche ai proprietari, è che loro sono depositari di una missione culturale, tecnica, scientifica e anche economica. Il fatto che siano 3.800 spiega come sono impaginate in tutto il territorio, e nel momento in cui sono le 1.800 vincolate, sono anche le stesse ville dei segni proprio identitari nel contesto del paesaggio veneto. Abbiamo avuto un incontro come istituto con i funzionari della Regione Veneto, che portano avanti il piano paesaggistico un po' in ritardo, ma che adesso dovrebbe trovare una conclusione, e abbiamo ottenuto che possa esserci una normativa nel piano paesaggistico che salvaguardi sia le ville che i contesti che gli stanno attorno. Questo perché è proprio questo l'elemento caratterizzante anche il volume che questa sera sarà illustrato. Perché a partire proprio dal modo in cui le ville si sono impaginate nel territorio veneto, non sono solo quelle canonicamente sempre riportate, le ville dell'ozio, dei nobili e quant'altro. Invece c'è proprio una pagina precisissima delle persone che intervengono facendolo costruire le ville, ma che si occupano anche di governare un territorio che gli sta attorno. Quindi si parla proprio di ville e contesti. E non a caso anche con Palladio, poi nei periodi successivi, accanto alle ville ci sono le colture nuove. Dopo la scoperta dell'America, la coltura della patata, del pomodoro, e gli edifici delle vituarie o le barchesse servivano proprio a raccogliere questi prodotti. Ecco, il volume di questa sera in sostanza è quello che spiega come l'acqua è consonante proprio con la presenza delle ville stesse. La Serenissima, quando si rende conto dell'importanza delle ville, porta avanti un'opera di bonifica di tutti i canali, i canali principali
principali di fiumi e quant'altro, e innerva l'acqua intorno alle ville stesse, che diventano funzionali anche all'attività della villa. Quindi l'acqua diventa un elemento quasi di presenza paesaggistica, e questo è quanto poi il volume di questa sera illustrerà. Io a questo punto darei la parola a Franco Posocco, del quale non posso citare una lunga biografia del personaggio, però insomma ha diretto, dopo essere stato personaggio importante, laureatosi all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, dove ha anche poi insegnato, ma vorrei ricordare soprattutto il fatto che per 40 anni, dico bene, ha diretto la Regione Veneto, il settore di urbanistica e territorio, che l'ha proprio impostato questo settore, del quale oggi si colgono ancora tutti i frutti. Ha messo insieme tutta la cartografia del Veneto, ma soprattutto l'identità del territorio e le norme urbanistiche che Franco Posocco, che ringrazio a nome di tutte le persone che lo stimano anche questa sera, dell'attività che ha portato avanti. Lo abbiamo catturato già mostrandogli qual era il volume, chiedendo di potercelo illustrare, e quindi se crediamo gli cedo la parola molto volentieri. E ringrazio il professor Restucci per queste gentili e immeritate parole. E vi dirò che, preso in mano il libro, che vorrei averlo in mano se qualcuno me lo presta. Ecco, addirittura l'editore. Grazie, Emanuele. Grazie. Preso in mano il libro, sono stato catturato, affascinato dalla copertina. Non solo perché rappresenta la rotonda, mi pare in qualche modo un atto dovuto, perché è la sintesi morfologica, un po' il manifesto della villa veneta, ma per la qualità dell'immagine. La poesia di questa veduta, che è abbastanza nuova, poi diremo anche in che modo fatta, è inconsueta. Dire che c'è il Conte Valmarana, che quindi questa sera certo. Ringraziamo per essere qui. E allora mi associo a quello che dice il professor Restucci per ringraziare il Conte Valmarana che la conserva e a cui è ancora intitolata in qualche modo, perché così viene chiamata la rotonda. Perché spesso al giorno d'oggi, quando si dice rotonda, si pensa a quei girotondi che si fanno sulle strade dell'ANAS per andare da una parte e dall'altra con la macchina. Purtroppo è un termine catturato per uno scopo, diciamo, inadatto e immeritato, ecco, dalla viabilità contemporanea. Questa perché inconsueta? Perché forse trattata da Stefano Maruzzo, il fotografo. Forse all'inizio della giornata, vorrei chiederglielo, forse in primavera, chissà quando, e comunque quando il verde della natura, delle colture iniziali, quando sono ancora basse, non riesce ancora a vincere il bruno, il nero della terra. Oppure nel tardo autunno c'è poca vegetazione, ma da questa si vedono colori in sorte che denunciano l'inizio di quello che viene chiamato il foliage. Ecco. Quindi è una immagine assolutamente adatta e tale da poter contenere al suo interno un edificio come la rotonda, con i suoi aspetti appunto variegati dell'architettura, così come sono variegati quelli della natura. Ecco, Giuseppe Mazzotti, che sta all'origine del nostro parlare anche di questa sera, Beppi, per chi lo conosceva a Treviso, nei primi anni del 50 del secolo scorso, era proprio fine 40, primi 50, immediato dopoguerra,
intento a scovare le ville venete nascoste nella campagna. Girava in bicicletta con queste, aveva la Laica e le altre che si teneva a tracolla, sballonzolando in giro per la campagna. Aveva bruscamente detto a un gruppetto di liceali di non sprecare le vacanze, ma di andare a vedere i monumenti naturalmente in bicicletta. Detto da Mazzotti, se qualcuno ha ricordi di Mazzotti sa quanto era brusco, forse i proprietari di ville ne sanno qualcosa. Era un ordine. Se la rotonda non ci fosse piaciuta, era meglio cambiare mestiere. A Padova c'è sempre agraria, diceva lui. Altrimenti, scavalcati iberici, a una ventina di chilometri c'è un'altra meraviglia da vedere, non ci aveva detto cos'era. Posata la bicicletta all'Onigo dopo aver scavalcato iberici, la rotonda è a est. Quello che vi dirò è a ovest. Ci apparve la Rocca Pisana. Sì, ma noi la chiamavamo la Belle Hélène. Il professore di italiano dell'epoca, che poi era Andrea Zanzotto, ci ha detto che dopo l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide, anche la Divina Commedia, il quinto libro era quello russo, quel mega libro su guerra e pace, dove c'è dentro appunto una delle protagoniste, sono due, l'altra è Natascia, come ben sapete, e la Belle Hélène. Ma era questa l'oggetto, diciamo, lei indimenticabile, seducente, inarrivabile soprattutto, era lei o l'oggetto dei nostri, diciamo, desideri in qualche modo? Ecco, a questo edificio, anche se non parla di acqua, la Rocca Pisana non ha a che fare con l'acqua, ma è talmente importante che gli hanno dedicato 2 pagine di quelle bellissime del libro a tutto tondo, cioè qui ci sono i paginoni completi, ecco, che sono il racconto del libro. Quella di pagina 31 è particolarmente suggestiva perché è proprio la Pisana in senso stretto. Il pronao della Villa Chiericati di Vancimulio, che è una delle costruzioni più identitarie, è un prototipo copiato infinite volte in Europa ma anche in America e altrove. Perfino a Sydney c'è un edificio che si ispira ai 4 libri dell'architettura, l'unico di tutta l'Oceania, di tutta l'Australia. Così come del resto anche il prospetto della Basilica di San Giorgio Maggiore a Venezia, pure replicato a ripetizione. Sono migliaia di chiese che hanno quel prospetto lì. Costituiscono questi due un'endiadi praticamente il contrassegno dell'autorità civile e ecclesiastica nelle podesterie e nelle pievi della Repubblica Veneta, è il marchio proprio dello Stato. Il racconto di questa pianificazione ambientale che avvia Palladio ma anche Scamozzi ed altri ancora questa marcatura spaziale del territorio si snoda nel volume documentando la rete degli interventi sulle acque, le colture, la geometria insediativa con il rinvio dell'immagine alla storia, dall'emblema alla gerarchia, dalla forma al significato. Ma la ripresa fotografica di Stefano Maruzzo è curiosa, sì, però anche implacabile, nel registrare gli eventi, riprende gli spazi ma anche i tempi, coglie il succedersi incessante dei mutamenti della luce e dell'atmosfera e su questi mutamenti non possiamo comandare.
si vede il bellissimo fotogramma della Villa Banchieri La Paolina che citavo prima. È nel Feltrino, quindi fuori dell'ambito principale della ricerca, che si snoda da Verona a Treviso, a Padova, Venezia. La Paolina nel Feltrino, che sembra quasi un acquarello di William Turner, no? Devo dire che di nebbie e di caligeni se ne intendeva, ecco. L'architettura quindi è un tema assai complesso, da interpretare anche. Non è lì per essere quello che è, ma per come la cogliamo con gli occhi della cultura. E quindi è una variabile all'interno delle culture. Forse un sistema di linguaggi, secondo me, di cognizioni, un intreccio. La fotografia indiscreta, dicevo di Maruzzo, scattata dall'altro, però registra anche i misfatti. Sì, perché dobbiamo essere onesti anche quando parliamo di queste cose. Scopre che l'ambiente storico, il paesaggio antico, l'insieme di arte e percezione, di forma e manufatto, non ci sono più, o non ci sono del tutto. O appaiono mantenuti per brandelli isolati, per lacerti residuali, una dolente memoria della nostra civiltà. Anche di quelle persone, come può essere il caso mio, gli anni che ho mi consentono di avere ricordi, quelli documentati nelle fotografie della RAF, la Royal Air Force, che fotografò il Veneto quando c'erano i tedeschi qui da noi. Queste foto sono state acquistate a Londra e sono nell'archivio regionale e consentono di confrontare un'epoca di cui alcuni di noi sono testimoni da ragazzi, il 43-44, con la situazione attuale. La screziata gigantografia del foliage autunnale su Iberici, a pagina 153-54, bellissima, capolavoro da sola. Mostra ai margini del bosco però due indecenti silos, mentre la stupenda umida foschia che stempera le forme della villa di Caldogno, dovrei alzarmi in piedi citando questa villa, fatica a nascondere l'intrusione della modernità tutta attorno, costruita rispettando il piano regolatore, quindi nessuno si tiri fuori. Clamorosa poi la situazione della villa Corner di Castelfranco. Penso che tutti abbiano fatto la circonvallazione nord di Castelfranco per andare da Treviso a Vicenza, dove le lunghe peschiere si vedono perché il terreno si abbassa ancora, quindi si vede il calco di quelle peschiere di un tempo, sono tagliate dalla circonvallazione e sconvolte da una incongrua rotonda, non quella del Palladio, quella dell'ANAS. Per realizzarla poi si è consumato circa mezzo ettaro di territorio, altra questione che sta al di sotto di questo. Gli interventi antropici quindi hanno interessato soprattutto l'assetto idraulico. Qualcosa vorrei dire al riguardo, che appare sconvolto e manomesso dalla cattura delle acque per scopi diversi da quelli agronomici. L'idraulica attuale non è quella di Cristoforo Sorte o del Sabadino, è una idraulica hard, direbbero gli inglesi, rispetto a quella che era certamente soft. Ecco, gli usi sono diversi, soprattutto adesso interessa l'industria, l'edificazione a bassa densità, ecco il nemico, che appare inarrestabile e distruttiva. Speriamo che questo territorio disponibile finisca presto, perché altrimenti credo che dovremo andare a occupare pezzi di mare, come ha fatto
Renzo Piano a Osaka, no? Che per fare l'aeroporto ha occupato un pezzo di laguna. È paradossale poi che intorno alle aree vincolate, io ho studiato un paio di casi del genere, le casette tendono a allinearsi, in base al piano regolatore, tutto attorno al confine del vincolo, Certo. perché è una visione di primo piano, quindi vale di più. Per godere della bella vista sul monumento. Questo per esempio a Piombino Vedese, a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Quindi se andate a vedere le ville, sono tutte e due del Palladio, vedete, ecco che chiudetevi un occhio, guardate solo dalla parte di Palladio. In particolare, di particolare interesse per valutare i fenomeni urbanistici appare lo stato dei luoghi, però antico, prima delle fotografie della Royal Air Force. Quella di Cristoforo Sorte, per esempio, fino al Settecento. Quindi queste molte cartografie che sono riprodotte nel libro, scovate, sono in bianco, sono a colori di solito, che documentano lo stato dei luoghi al declino della Repubblica e consente di apprezzare l'entità dell'impegno tecnico e la qualità topografica, nasce anche la topografia come disciplina nel periodo, della progettazione territoriale effettuata dai magistrati del Piovego. Le mappe riprodotte, spesso a piena pagina, danno conto dello stato dei luoghi e consentono di pensare, e qui vi do un'idea che mi viene dal profondo, consentono di pensare a un possibile intervento di restauro territoriale, almeno per le parti più preziose e irrecuperabili. Certo non si può fare dappertutto, quasi che la storia corresse all'indietro, ma alcuni luoghi forse meritano un progetto di restauro territoriale. Le ville venete nel Veneto, per la nostra regione e per il Friuli, sarebbero un'occasione straordinaria. È un'operazione necessaria se si ritiene possibile quel piano paesaggistico che sembra uscito dall'orizzonte dell'interesse e della probabilità e a cui darebbe un indispensabile contributo il confronto delle mappe antiche con la Kriegskarte, la cito perché è un documento straordinario, realizzata dal barone Anton von Zach, un austriaco, però che mutuava delle idee degli ingegneri napoleonici. E anche con quelle recenti che sono state usate tutte in quei 10 volumi di Marsilio, sempre, che illuminano, che documentano le 3.500 ville del grande censimento effettuato a fine secolo, inizi di questo, che è la carta tecnica regionale, questo documento straordinario, la cui confezione è durata 10 anni, ma che ci consente e ha consentito a uno di quei 10 volumi di collocare ogni villa delle 3.500 sul territorio in maniera assolutamente ottimale. Si tratta di cartografie tutte quante più attendibili del catasto, sapete i limiti e anche gli errori e il fatto stesso di avere una scala di rappresentazione, un riferimento alla Terra come piatta, mentre le altre cartografie, a cominciare da von Zach, sanno che la Terra è invece, ohimè, rotonda, ecco, con tutti i problemi della geodesia che conseguono. In ogni caso, per salvare il paesaggio del monumento isolato, occorre individuare gli interventi irreversibili che modificano per sempre e separarli da quelli reversibili che possono coesistere nella conduzione dei fondi rurali. Questa è una questione centrale nella buona conduzione economica, ma anche nel salvataggio visuale di questi paesaggi, non solo delle ville, ma di tutti i monumenti isolati. Occorre quindi
procedere nella applicazione dei vincoli di tutela, differenziandone il carattere, perché questi si storicizzano, quelli dell'inizio, dopo la legge del 39, sono fatti in funzione del monumento, mentre gli ultimi tengono conto per esempio del paesaggio. Quindi i vincoli sono anche loro denotano un approccio storico, quello della cultura del momento, non può essere diversamente. Occorre attribuire valore prescrittivo e non indicativo, e questo è il pericolo. Alla catalogazione effettuata a fine secolo con i 10 volumi della schedatura, se necessario correggendo e completando il rilevamento, affinché le ville e le altre emergenze diffuse siano protette attraverso gli strumenti urbanistici dei comuni, cioè siano i comuni ad assumersi la responsabilità della conservazione della loro identità, della loro cultura, del loro patrimonio. La sontuosa veste del libro, il libro è davvero un libro straordinariamente bello, ve lo dico, prima di tutto. Si può quindi apprezzare nella misura in cui la si consideri finalizzata a una volontà operativa concreta, dove la Villa Veneta, indissolubilmente connessa con il suo contesto agrario e paesaggistico, vada considerata non solo come un ornamento dello spazio o un decoro della storia, ma come una componente strutturale della società e del territorio. Le aree aperte, quelle extraurbane della campagna e della periferia, appaiono oggi soggetti ai maggiori pericoli. È qui il pericolo nel territorio e soprattutto nel Veneto. Ai maggiori pericoli di usura e di degrado, in quanto prive di quelle tutele che sono state invece applicate ai centri storici e ai nuclei di antica aggregazione. Venezia, come dire, dal punto di vista dei vincoli, li ha tutti i vincoli possibili e immaginabili. Le sue aree agrarie, comprese quelle attorno alla Malcontenta, tanto per dire, sono sempre in pericolo perché non hanno tutela alcuna. Bisogna fare presto perché l'erosione e lo scadimento procedono e il Veneto, tra le regioni italiane, è in testa in questo processo. Il trend di consumo del patrimonio agronomico appare nel Veneto insostenibile e può portare rapidamente alla edificazione generalizzata a bassa densità, che è la più letale per il territorio. Da questo volume, proprio per la sua bellezza e qualità, può venire uno stimolo e una consapevolezza ad operare per la salvezza della nostra cultura e della nostra identità. Grazie. Poco da aggiungere alla dotta e strategica relazione che ci ha fatto Franco Posoco, dalla quale viene fuori quello che, insomma, che è quello che viene proposto un po' uscendo da questa sala, tutti voi, che dovremmo essere portatori di una tematica di salvaguardia, perché attorno alle ville i buoi un po' sono scappati dalla stalla, perché le ville sono vincolate, ma non è stato vincolato quello che gli sta attorno, quello che dall'inizio Palladio aveva reso elemento connaturato proprio con l'identità della villa. E quindi è importante poi che vengano portate avanti le strategie di salvaguardia e, come ha detto Posoco, il piano paesaggistico regionale può essere un progetto proprio di restauro territoriale, se prende per mano le ville e le considera elementi qualificanti del territorio veneto. A me pare che questo sia il modo migliore di restituire a tutti noi, e uso questo patronimico, l'importanza del volume che gli studiosi che adesso lo illustreranno ci spiegano. E quindi anche il modo in cui la casa
casa editrice Marsilio ha preso per mano questa iniziativa, il modo in cui il fotografo ha proprio tirato fuori un'anima dalle ville stesse. Se avrete modo di guardarlo, il volume c'ha proprio questo forte elemento connaturato tra ricerca storica e immagine fotografica. Queste sono le cose che vengono fuori dal modo in cui il volume viene a voi restituito, e ho preso appunti delle cose che ha detto Posocco per riportarle anche in altri momenti, come è stato già fatto dalla stampa che ha documentato le prime presentazioni, quindi ringrazio quelli che sono presenti qui come stampa per restituire proprio a tutto il Veneto, ai protagonisti che vogliono essere protagonisti di salvaguardia, un momento di cultura architettonica e strategica. A questo punto darei la parola a Giuseppe Rallo, che è stato sovrintendente nel Veneto per il numero di anni che lo caratterizza e che ha coordinato insieme alle altre due autrici il forte lavoro di ricerca, che ha visto anche da parte di chi ci ha assistito, da parte dell'editore, la capacità di tradurre tutti gli stimoli, le cartografie, i materiali storici, poi metterli nella possibilità di essere letti da tutti. Prego a questo punto Giuseppe di farci la sua illustrazione. Intanto buonasera e grazie per essere intervenuti. È per noi un piacere poter parlare di questo lavoro e provare a dare anche delle risposte alle tematiche che Franco Posocco ha evidenziato dal libro. Prima di entrare poi nel commento che vi farò dopo, vorrei fare qualche ringraziamento. Innanzitutto vogliamo ringraziare l'Istituto Regionale Ville Venete perché ha creduto nel progetto, in particolare Amerigo Restucci in qualità di presidente. Lo stesso ringraziamento va alla Regione Veneto che ha puntato sulla ripetizione di un'esperienza che è quella del primo volume, che si intitola Paesaggi di Villa, architettura e giardini nel Veneto, del 2015. Un ringraziamento speciale va a tutti i proprietari di villa, di cui qualcuno è qui stasera, il Conte Valmarana, l'abbiamo già citato, il dottor Ravagnan, proprietario della villa Corner Le Venezie a Castelfranco, e forse qualcun altro che il dottor Passi, che non credo ci sia però. Ah, c'è? Ok. Un altro importante ringraziamento va a tutti gli archivi e alle istituzioni che hanno messo a disposizione i materiali che sono ivi conservati, che sono stati sostanziali per poter organizzare il lavoro di conoscenza delle ville e del loro rapporto con l'acqua, di cui fra un po' diremo. E infine, ma non per ultimo, un ringraziamento speciale va alla Marsilio Arte, che in questo secondo volume ha superato se stessa, nel senso che il risultato è assolutamente, di grande qualità e di grande capacità narrativa rispetto al tema che il volume si prefigge. Io vorrei commentare due cose rispetto proprio intanto al rapporto tra villa e acqua, per dirvi che tra XV secolo, quindi prima di Palladio, fino all'Ottocento, la presenza, l'uso e la gestione dell'acqua è una delle matrici fondative del fenomeno villa, cioè l'acqua nel suo essere derivata, nel modo in cui attraversa il possedimento e il complesso di villa, detta alcune regole per la organizzazione sia delle parti costruite, quindi la collocazione della villa, come è organizzata all'interno della villa, come l'acqua la attraversa, poi Maria Pia ne farà vedere qualcuna, dà le regole per organizzare il disegno degli spazi aperti, che da Palladio in poi non saranno casuali, saranno disegnate anche in funzione della presenza e del come l'acqua attraversa la villa stessa, e infine l'acqua è il presupposto di quello che è la finalità della villa. La villa è spazio di produzione, è spazio di vita, è spazio di diletto. L'acqua riesce a dare risposte a tutte e tre le cose insieme, e questo poi per me sarà
sarebbe il segreto con cui reinterpretare oggi le ville, i tre aspetti di vita, aspetti produttivi e aspetti di benessere, ma su questo ci arriveremo dopo. Il lavoro che va a finire nel libro è un lavoro che ha preso, ha analizzato in particolare delle aree della regione che sono particolarmente ricche sia di acque che di ville, in particolare il Sile, a partire dalle risorgive fino ad arrivare in prossimità della laguna, il sistema territoriale delle rogge del Brenta, le risorgive e le bonifiche del Vicentino e le aree delle valli veronesi, per avere un quadro di differenze, cioè per scoprire che in questi luoghi il modo di rapportarsi, il modo di lavorare sull'acqua a volte è diverso da villa a villa, da zona a zona, ma con un elemento trasversale: l'acqua, cioè la sapienza idraulica nell'uso, la capacità di rendere sostenibile l'utilizzo dell'acqua, con aspetti e risoluzioni che forse sono utili ancora oggi che l'acqua diventa sempre di più un bene importante, più che in Veneto, forse in altre parti d'Italia. Il rapporto tra la villa e il paesaggio è assolutamente tenuto in piedi dalla presenza dell'acqua, ma quando parliamo di rapporto tra villa e paesaggio non dobbiamo intendere più solamente un rapporto visivo ed estetico. Si tratta di una struttura, il paesaggio è una struttura, è una macchina che funziona, all'interno del quale uno degli elementi più importanti è la villa, e all'interno di questa macchina il fenomeno villa rappresenta uno dei temi e uno dei fattori genetici della struttura territoriale veneta. Da un lato per il numero sono talmente tante che non ha pari né in Italia né in Europa, per il modo esteso di organizzare il territorio circostante. La villa non è un edificio che si cala ed è fine a se stesso, al contrario, abbiamo già detto, lo diremo, ed è scritto ed è raffigurato, la villa riesce a organizzare spazi anche molto ampi attorno a sé. Se voi sommate tutto ciò, se voi sommate l'infrastruttura viaria, l'infrastruttura idraulica che serve le ville, le parti che muovono dalla villa per gestire il territorio, scoprirete che la villa è uno degli elementi strutturali che possiamo definire, e insisto, genetico, proprio di come è organizzato il paesaggio veneto. Io credo che oggi, alla luce di tutti gli studi che stanno venendo avanti, che sono già venuti avanti sul rapporto tra villa e paesaggio, credo che l'unico modo per poter salvaguardare e consegnare al futuro il patrimonio di ville è quello di considerarne come un insieme inscindibile di valori diversi e di relazioni diverse, che vanno al di là dell'aspetto meramente architettonico, dell'aspetto meramente storico-artistico, di cui peraltro le ville sono ricchissime, basta pensare agli affreschi delle ville del Palladio, ma è importante riuscire a considerarlo come unità, come elemento, come spazio unitario fatto e che risponde a quesiti e a tematiche completamente diverse. Tra gli altri, l'orografia del territorio, gli assetti culturali e gli spazi agricoli circostanti, su cui spenderemo qualche parola, e la struttura idraulica, come abbiamo detto, che non era funzionale solo all'agricoltura e alla vita della villa, ma attenzione, l'acqua era funzionale a tutta una serie di attività manufatturiere, dai mulini ai battiferro, ai folli da panni, alle segherie, che costituivano una parte importante dell'economia dei luoghi, che è stata liquidata tra fine 800 e inizi 900 per tutta una serie di motivi, ma che di fatto condizionava e completava il rapporto tra la villa e il paesaggio stesso. Amerigo Restucci nella sua splendida introduzione ha detto: questi volumi non vogliono celebrare il passato. È vero, noi raccontiamo
il passato di questi ambiti, cercando di capire che cosa rimane di questo passato oggi nel territorio. L'obiettivo è inaugurare e affermare un modo diverso di guardare alle ville, un modo diverso di leggerle e un modo diverso di gestirle nel territorio. Riuscire a fare il salto di qualità che passi dal considerare i valori intimi, ristretti all'elemento costruito e portarlo alla dimensione paesaggistica comporta naturalmente un cambio di veduta, un cambio di scelte, un cambio di strumenti di cui il piano paesaggistico in itinere è uno, ma saranno i comuni che dovranno applicare il piano paesaggista a dover tenere conto di questi insiemi di valori e di relazioni di cui vi parlo. Quando sapete e sappiamo benissimo che purtroppo, mi dispiace dirlo, ma va detto, i primi traditori, se posso usare una parola un po' pesante, del paesaggio sono stati molto spesso sono i comuni, che nei loro piani regolatori non hanno tenuto in debito conto, ad esempio, i contesti di villa. In moltissimi casi vedete ancora oggi piani regolatori dove attorno alla villa c'è il costruito. Qui non si tratta di denunciare questa cosa che viene denunciata da 30-40 anni, da quando ho cominciata fino ad oggi ancora, ma si tratta di capire qual è la strada, qual è la conoscenza necessaria per poter cambiare l'approccio. Faccio sempre un esempio. Una volta i proprietari di beni culturali, quando scoprivano un affresco, lo nascondevano, non lo facevano sapere perché era un onere economico poi restaurarlo. Qualche volta, ahimè, lo distruggevano. A un certo punto, attraverso la conoscenza storica, la valorizzazione, il valore che questi elementi hanno assunto, allora si è ribaltata la situazione. I proprietari, al momento in cui trovano un elemento decorativo, può essere un affresco, può essere altre cose, non solo non lo nascondono più, ma lo valorizzano, lo restaurano. Bene, io credo che col paesaggio di villa e col paesaggio veneto debba avvenire lo stesso processo. Il processo parte sempre dalla conoscenza e parte sempre dal valore che siamo in grado di attribuire a una cosa. Al momento in cui capiamo che quella cosa ha un valore per la nostra vita e per le nostre tasche, vedrete subito che il modo di rapportarci si muta completamente. Il volume non celebra il passato, ma diciamo... E non solo non celebra il passato, ma non vuole tornare indietro nel tempo. Quello che cerchiamo, oltre a raccontare la bellezza di questi luoghi, le caratteristiche dei territori, è più che altro un tentativo di fare in modo che da questa lezione, che viene dal modo di gestire le acque in relazione alle ville, ma in relazione al territorio in generale, possano venire dei suggerimenti, degli elementi, diciamo, quasi progettuali, se volete, di restauro, l'ho detto prima Posocco, ma io parlerei più di riqualificazione e di ridisegno dell'insieme. Oggi restaurare un territorio credo sia purtroppo impossibile, se non in poche parti del Veneto, perché si può trovare risposta non soltanto rispetto alla singola villa, ma si possono trovare risposte rispetto all'equilibrio generale del territorio, soprattutto adesso che siamo di fronte a eventi climatici violenti, molto forti, l'equilibrio idrogeologico, l'equilibrio che era assicurato da una gerarchia idraulica che andava dalla roggia alla canalina, al fosso, fino ad arrivare agli elementi di drenaggio dei campi, garantivano in caso di forti eventi una velocità e un drenaggio ordinato delle acque. Questo purtroppo con la comparsa dell'agricoltura industrializzata, con l'affermarsi di una pianificazione e di una costruzione veloce e poco attenta, diciamo, si è in parte smontato, non del tutto però,
in parte smontato. Esistono ancora ampi brani di territorio che conservano queste caratteristiche organizzative, e quelle sono il compito che spetta a noi oggi, non solo di conservarle, perché per conservare una cosa mi insegnate tutti quanti che deve essere utile e deve essere sostenibile economicamente, altrimenti non la conserverete mai, se non il quadro di Raffaello o il Colosseo a Roma. Ma siccome parliamo di beni ben più ampi, bisogna trovare il modo per cui, diciamo, attraverso uno studio dell'agricoltura, uno studio che sia sulla biodiversità, sulla produzione, sulla ripresa della produzione di vicinanza. Una delle lezioni che ci ha insegnato questo, che a noi e che noi abbiamo provato a trasferire nel volume, ci viene proprio dal modo in cui viene raccontata la produttività dal catasto napoleonico che è stato consultato per ogni villa che è stata illustrata nel volume. Ogni studio di villa ha tenuto conto dell'organizzazione territoriale riportata nei catasti dei primi dell'Ottocento, perché quella era la fotografia della situazione settecentesca, tutto sommato, del Veneto. Ma non solo, consultando e studiando i sommarioni è venuto fuori che la produttività, naturalmente onnipresente, era anche dentro i giardini, nelle parti più, diciamo, più vicine alla villa. Una per tutti, Villa Pisani a Stra, prima che arrivassero i francesi che ne trasformassero l'organizzazione del parco di 14 ettari, tutto il lato ovest era un vigneto con un palazzo di verzura, cioè un vigneto dentro cui c'era l'ornamento. A Villa Rizzardi, che è raccontata nel volume, vicino al teatro di verzura c'erano gli orti. Alla rotonda, la campagna circostante immediatamente sotto la rotonda è ancora spazio agricolo. La produttività era uno degli elementi fondanti della struttura del paesaggio e del giardino di villa. Questo è testimoniato dal catasto e per noi è un dato importantissimo, un dato che Villa Cornerra è stata citata prima, alle Venezie, ed è stata studiata proprio perché è un luogo in cui si fa sintesi tra produzione, forma e design, diremmo oggi, di territorio. Tutto il brolo, non so se è più lungo di 1 chilometro, non so quant'è di preciso, era disegnato per ospitare 2 grandi peschiere e una peschiera rettangolare molto ampia, ma all'interno e ai lati l'agricoltura era organizzata mediante un disegno. Era un giardino agricolo disegnato con boschi paludosi, vite maritata con gelsi, cioè dobbiamo immaginare la villa e il paesaggio circostante come un luogo in cui la produzione e la bellezza diventavano un tutt'uno. Questo si perde agli inizi del Novecento e poi man mano nella Seconda Guerra Mondiale, perché non c'è più bisogno di produrre vicino casa. I prodotti vengono importati tranquillamente da una parte all'altra d'Italia e d'Europa, la produzione localizzata non ha più importanza, decade completamente, viene cancellato questa stagione del giardino italiano. Villa Lante a Bagnaia, dove oggi c'è il bosco, c'erano i frutti, c'erano viti, ma questo era un fatto economico. Oggi può essere uno degli aspetti che possiamo recuperare, perché abbiamo capito che l'agricoltura di prossimità ha dei vantaggi non alla piccola scala. Si tratta di fare un salto di scala, di cominciare a pensare gli spazi agricoli, gli spazi dei giardini e il paesaggio in generale sulla base di tematiche e problematiche di vasta scala, non più legate semplicemente a quello che mi è vicino, ma in relazione a tematiche bioculturali, a tematiche ambientali, al recupero di quelli che sono i vantaggi degli arborati. Vado verso la conclusione. Un altro aspetto che è emerso dal catasto napoleonico è che le nostre campagne, dove oggi ci sono distese di monoculture specifiche, erano
coltivate con un'agricoltura arborata. La presenza degli alberi era molto molto elevata, fino ad arrivare, c'erano, adesso tutti non me li ricordo, ma c'erano sicuramente le viti maritate, c'erano i seminativi con arborati, c'erano i boschi, c'erano diciamo i grandi alberi che segnavano un confine, c'erano le alberate stradali. Le foto della Royal Air Force della pianura veneziana sono tutta la centuriazione romana era tutta assolutamente arricchita da filari alberati che sono scomparsi tra gli anni 60 e 70 e che oggi addirittura non è più possibile neanche fare perché sono un pericolo per la nostra guida. Diciamo che tutto ciò va in qualche modo ripensato e la villa può essere uno spazio di sperimentazione sia rispetto all'agricoltura, ma vi dirò di più, anche rispetto al superamento del modello turistico che abbiamo costruito negli ultimi 20 anni. Si è pensato, io ero già qui, quindi posso dire che c'era anch'io, si è pensato che forse l'unico modo per assicurare alla villa un futuro era il turismo. Innanzitutto ciò non è vero perché le ville visitabili in realtà sono un numero, cioè non tutte le 3.000 ville possono essere oggetto di visita. L'altro aspetto è che diciamo, la qualità di turismo a cui ci si riferiva non è l'elemento che interagiva in maniera corretta con la villa stessa. Quello di cui secondo me oggi si potrebbe, diciamo, parlare è un turismo che mette al centro sia le caratteristiche del territorio, ma mette al centro il benessere attraverso l'incastro tra cultura e natura che la villa garantisce. Il benessere, oggi si parla di wellness culturale, il benessere è una delle cose che oggi viene cercata dal visitatore, ma non solo. Direi che la villa può avere una ricaduta sia rispetto all'attrazione turistica, sia esso benessere, ma anche rispetto alla qualità della vita, diciamo, della popolazione insediata. Io concluderei questa brevissima, non è possibile, diciamo, sintetizzare in 10 minuti un lavoro lungo un po' di anni. Parlando di benessere e parlando con i proprietari di villa, frequentando alcune ville per lavoro, naturalmente, ho potuto verificare che di fatto c'è questa ricaduta. Sfogliando il trattato di Marco Agostino Gallo, Le 20 giornate dell'agricoltura, mi ha colpito una frasetta che io adesso vi leggo, poche righe. Qui medesimamente, a suoi tempi, godo quest'aere purgatissimo, il sole splendidissimo, i giorni lucidissimi, le notti quietissime, le tante acque limpide, le piagge verdeggianti, gli arbori fronduti e le viti cariche di diverse uve. Qui parimenti, con gran contento, mangio a quell'ora che più mi aggrada. Ora sotto la loggia e ora innanzi alla porta, ora nell'orticello, ora nel giardino, ora in qualche prato e ora accanto della peschiera, o di una risorgente fonte, ovver di un bel rio o d'altra chiara acqua. Forse questo dà l'idea del tipo di benessere e di piacere che poteva offrire e che può forse ancora offrire la nostra villa. Grazie. Bene, dopo questa illustrazione di Rallo come avete modo di seguire, si va sempre più precisando il contenuto del volume, che io definisco proprio un manifesto di strategia culturale.
l'abbiamo già presentato in altre occasioni, l'abbiamo presentato in una scuola, in un liceo, lo presentiamo in un liceo a Mira nei prossimi giorni. Questo per creare la coscienza della salvaguardia, quindi la cultura della villa, che è senza dubbio testimone di una identità nel territorio veneto, ma anche una coscienza della salvaguardia che io spero che il volume possa portare avanti come nelle premesse. Rallo ha appena accennato, ma la ricerca storiografica che caratterizza il volume permette anche di capire in che modo negli archivi veneti, soprattutto nell'Archivio di Stato di Venezia, sono presenti testimonianze proprio dei modi in cui la villa è diventata un elemento caratterizzante la cultura del proprietario e la salvaguardia del territorio. E per questo adesso darei la parola alla professoressa Maria Pia Cunico, che ha insegnato all'Università di Venezia e che ha portato avanti delle ricerche relativamente alle questioni idrauliche del paesaggio, che adesso nello schematismo della illustrazione attuale ci può illustrare. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, ormai buonasera a tutti. Mi associo agli ringraziamenti del professor Rallo e in particolare vorrei ringraziare Stefano Maruzzo, che è qui presente, che ha saputo veramente completare il nostro libro, capendo fino in fondo i concetti che c'erano dentro i nostri ragionamenti e cercando di riportare anche i valori come ha detto Franco Posocco, il valore del paesaggio durante le varie stagioni. Perché Stefano è uno che si alza alle 8 di mattina, ma per fotografare quella particolare luce che ha quel pioppo in quel determinato momento per avere quella determinata ombra, o per cercare di alzarsi ancora più presto per avere quelle nebbie particolari che mi regolavano un paesaggio di ombre e di colline. Quindi diciamo che è stato veramente importante nel nostro lavoro. Ma per arrivare ai concetti di cui brevemente volevo parlarvi, vi volevo parlare della questione dell'acqua, perché studiando a fondo il territorio veneto mi sono accorta, non solo io, ma insomma camminandoci come abbiamo fatto noi nei nostri vari sopralluoghi, come si sia intrecciata una vera ragnatela di scoli d'acqua e di canali che svolgevano e svolgono ancora diversi ruoli, perché sono stati dei barconi, sono stati degli scoli di bonifica, sono stati la forza motrice dei mulini terragni, e quindi su questo territorio, che è un intero bacino scolante, vi erano questo sistema di fiumi quasi paralleli a cui si intrecciava poi la questione dei canali che formavano quindi un intreccio attraverso cui poi la Serenissima sia si insediava con i suoi commerci, ma sia si insediava io la chiamo, mi piace la costellazione delle varie ville che andavano a insediarsi laddove vi erano gli elementi particolari, gli ambienti particolari per la loro vita. Uno dei paesaggi che io amo di più e che si trova a nord di Vicenza è il paesaggio delle risorgive. Tutta la fascia a nord di Vicenza è interessata da questa cosiddetta fascia delle risorgive, che sono le acque delle montagne che si infilano attraverso un territorio carsico per poi riemergere in questa pianura pedecollinare ancora fortunatamente intatta, e emergono come delle vere polle che portano un paesaggio bellissimo che è stato poi il motivo dell'insediarsi di molte ville venete e anche di tutto il sistema economico, perché naturalmente dalla quantità d'acqua che esisteva intorno alle risorgive venivano poi deviate le rogge che facevano andare gli mulini, facevano andare le attività mollitorie.
la villa di cui volevo parlarvi, che rappresenta in maniera adeguata questo sistema, questo paesaggio del Risorgive, è il caso di Villa Caldogno, una villa realizzata da Andrea Palladio nel 1548, un piccolo manufatto voluto da Losco Caldogno, che è stata collocata in un luogo speciale. Lo si vede da questa mappa di Anzoli e di Rocca Tagliata, come vi sia un sistema di ville, vi sia si fa mostrare, grazie, come dal vecchio cimitero si dispartiva una deviazione del fiume Timonchio che andava poi a definire questo piccolo recinto che Palladio chiama picciola città, perché in realtà non si tratta di una semplice villa, ma si tratta di un brolo, di un cortivo, della villa stessa, delle barchesse, del frutteto, quindi un piccolo paese funzionante. Ma Villa Galdoio, secondo me, è molto interessante perché vedete che è realizzata come su una zattera sopraelevata, perché Palladio dovette confrontarsi con la presenza delle fondazioni di una domus romana, per cui dovette realizzare questa villa sopraelevata, e questa ne fa veramente uno dei fascini più importanti, perché veramente si ha un paesaggio fantastico sulle Alpi vicine. Ma Palladio si dovrà confrontare, soprattutto approfittando di quella deviazione del fiume Temonchio, del sistema delle acque sotterranee, perché la cosa meravigliosa che è venuta fuori dall'ultimo restauro è stato scoprire il sistema, tutto il tracciato delle acque sotterranee che portavano l'acqua al di sotto della villa, ma avevano diverse funzioni. In quella conca di mattoni venivano lavate le botti per poi portare le bottiglie per il vino. Poi vi erano delle altre canalette, sempre con l'acqua del Timonchio, che andavano sia a portare l'acqua alle cucine, sia a portare l'acqua alla ghiacciaia, sia a servire i servizi sanitari. Per cui vi pensate questa piccola città importante che era tutta al di sotto di questa villa. È interessante che nella scala che porta alla villa vi sono questi feritoie in pietra che servivano per arieggiare i servizi igienici. Quindi pensate all'intelligenza di Palladio che pensava a tutti questi sistemi, e l'acqua poi proveniente dalla villa andava a confluire in questa cisterna che poi finiva nel fiume Timonchio. Ma una cosa interessante che è risultata dallo studio delle mappe, che sono tantissime, è stato scoprire come al di là della villa vi fosse una grande peschiera, che ora è stata distrutta con la costruzione di una scuola. Ma a me piace tantissimo questa peschiera, perché ha una forma ovale, mai ritrovata in altre peschiere, ma sembra quasi un piccolo plastico di Prato della Valle. E sarebbe interessante poter recuperare questo segno che è veramente speciale in questa villa. L'altro paesaggio è quello delle bonifiche, un paesaggio interessante perché il paesaggio delle bonifiche è suggestivo. Questa è un'altra foto bellissima di Maruzzo, è caratterizzato dalla pianura che arriva fino al bordo dei Colli Euganei, e nel territorio che è al di sotto dei Colli Euganei si estende questo paesaggio di bonifiche che appunto ricevono l'acqua in eccesso dalla collina, e si formano dei grandi terreni paludosi.
Infatti, quando i pisani comprarono la villa, la comprarono per pochissimi soldi, perché la terra era veramente paludosa, era stata poi rovinata da una quantità di guerre enormi, perché aveva il confine tra Padova e Vicenza, e Palladio realizzò questa meravigliosa villa Pisani, concepita come una porta di accesso alla villa. Si arrivava, ricordatevi che un tempo si arrivava attraverso il fiume alla villa, quindi la villa ha il suo prono aperto sull'accesso, ma da questa foto si vede come non si trattava anche in questo caso di una sola villa, ma di una picciola città. Vi era la corte, vi erano le barchesse, vi erano i mulini. Sul fondo poi, in seguito all'ampliamento dell'azienda agricola, furono realizzate altre 2 grandi barchesse realizzate da Palladio, che fungono da filtro, da perno tra la villa, le barchesse e il sistema delle pilerie, che sono gli edifici dove veniva pilato il riso, perché tutta l'attività dei pisani, approfittando della presenza di tutta l'acqua delle paludi, era basata sulla coltivazione del riso. Da questa mappa del 1569 si vede molto bene la presenza della villa, che e si vede anche come, anche questo è importante, Palladio quando costruisce le sue ville spesso accoglie le tracce degli antichi tracciati romani o preesistenti, non impone mai un tracciato diverso. Infatti la villa è impostata su questa lunga strada che è via Spessa, e la villa è una piccolo edificio collocata, vedete, lungo il fiume Brendola, e dietro vi è una corte con una barchessa, la parte delle pilerie e le seconde grandi barchesse. Queste meravigliose barchesse di dimensioni notevoli come barchesse, che formavano un'aia molto vasta, furono bombardate durante l'ultima guerra e furono ricostruite in parte, mentre la parte più importante ne furono lasciati solo i rocchi. Ma però lungo i muri, lungo i confini di questa aia esistono ancora le tracce di questa importante azienda. Vi sono dei canali che erano i canali adduttori che portavano l'acqua dentro la pileria, e vi sono anche queste bellissime conche di marmo rosa che servivano per la pilatura del riso. Infatti i mulini, con la loro azione, puntavano, schiacciavano il riso nelle conche per tirare via la parte delle scorze. E qui, grazie alla caparberia di Stefano Maruzzo, che non è solo fotografo ma anche archeologo, doveva fare anche l'archeologo, ma forse è meglio che abbia fatto fotografo. Grazie alla sua caparbietà è riuscito, tramite un macete, a ritrovare all'interno di questo rudere, che era la vecchia fabbrica del riso, il vecchio mulino che serviva appunto alla pilatura del riso. Ma è interessante questa foto perché ci fa vedere come lungo qui è la villa, ma poco più in là vi sono i mulini più grandi, con ancora la presenza del salto dell'acqua che faceva funzionare i mulini. Infine il paesaggio delle risaie, un altro importante, meraviglioso aspetto della nostra campagna ancora esistente. Anche qui si coltiva il riso e viene fatta una festa
a Grumolo delle Badesse viene fatta la festa del riso e se andate in queste strade, in questi paesi, trovate molte aziende agricole che vendono il riso sfuso. Ma diciamo, l'elemento decisivo che ha fatto cambiare la vita di questa comunità è stata l'insediamento di un'antica abbazia che apparteneva alle abbadesse di Vicenza, che avevano avuto già nel 1100 in regalo questo territorio e avevano voluto subito occuparsi della pilatura del riso. Avevano e per fortuna nel paese di Grumolo vi sono ancora le colonne in marmo dell'antica abbazia, come di nuovo le antiche conche per la pilatura del riso. È interessante questa mappa del 1674 perché ci fa vedere come la supplica, perché appunto era necessario sempre chiedere al governo della Serenissima l'acqua necessaria per le proprie coltivazioni. Si vede da questa mappa di Fiorini Roccatagliata le 3 pezzi di terra, la deviazione della Roggia Moneghina e le 3 terre vegre irrigate da questo reticolo, sembra quasi una struttura arborea che portava l'acqua nelle varie campagne per coltivare il riso. Forse l'elemento principale di questa campagna bellissima, che è ancora intatta, è la porta. Io la chiamo la porta, è la meravigliosa Villa Chiericati Porto Rigo, sempre di Andrea Palladio, che è molto alta e luminosa e si vede molto bene entrando dal paesaggio della strada di Vicenza, perché l'arrivo alla villa è anticipato da questo bellissimo doppio portale in mattoni con semicolonne di ordine tuscanico che hanno nelle loro nicchie 2 statue in pietra, Cerere sulla destra e Baco sulla sinistra. Ed è una specie appunto di porta che si apre sul paesaggio che è già una sorta di giardino. Sicuramente Andrea Palladio iniziò a lavorare al progetto, ma molto probabilmente il lavoro fu svolto in parte dal suo amico Domenico Broppino e Palladio ne fu supervisore. La villa fu ceduta da Lionello Chiericati, che era stato il committente della villa, fu data a Ludovico da Porto, che aveva sposato Massimiliana da Porto, che fu l'artefice di questa villa, del completamento di questa villa. Lo si vede da questa mappa del 1605. La villa appare al centro, circondata da una corte e soprattutto circondata da un sistema d'acqua che già ne faceva capire il suo uso a risaia. Il conte Giovanni Battista da Porto avviò un notevole completamento della villa chiamando Bertotti Scamozzi a realizzare una stupenda barchessa colonnata. Vedete, vi arriva l'acqua della vicina Roggia Moneghina ed è veramente un luogo speciale, poco conosciuto e pochissimo visitato. Da questa mappa di Michelangelo Mattei del 1667 si vede benissimo come era organizzata questo insieme. Vi è l'arrivo alla villa, lo stradone attraversato da una canaletta, si arriva alla grande villa di Porto, si arriva
alla parte della coltura del riso, ma poi secondo me la cosa più bella è tutta la parte colorata, che era la parte dove appunto i da Porto irrigavano l'acqua per la coltivazione del riso. Finisco con queste due immagini che sono veramente interessantissime, perché all'interno della, diciamo, possiamo chiamarla Casa del Riso, vi è ancora il vecchio mulino cinquecentesco in legno di pero, che ci spiega molto bene come era la struttura. Infatti vi è l'andamento del mulino, vi sono le conche, che in questo caso sono conche di legno, e si vedono i punzoni di legno del mulino che andavano a battere sulle conche per poter poi ricavare il riso, per la depilatura del riso. Penso di aver finito e vi ringrazio. Avete avuto modo di vedere uno spaccato ulteriore di ricerca scientifica che caratterizza il volume, soprattutto le ricerche della professoressa Cunico, ma viene fuori anche l'aspetto che accanto alla direzione del sistema idraulico che la Serenissima, quindi il governo dello Stato, fa, ciascun proprietario e ciascun progettista poi inserisce l'acqua nei modi di fruire la villa stessa, con funzioni del tutto particolari e di grande interesse. E credo che la Cunico ci ha disvelato proprio questo modo proprio dell'acqua di essere parte construens dell'attività delle ville. Questo è il pregio di questo saggio. E adesso darei la parola alla professoressa Margherita Azzi Visentini, che avrebbe dovuto essere con noi dall'inizio, ma la vedevo in sala, quindi poteva essere qui, che ha portato avanti nel volume proprio l'identità di Palladio come personaggio particolarmente importante nella dinamica della costruzione delle ville stesse. E solo un accenno all'avvio di quella che è la storia delle ville venete e ai personaggi, alle persone, ai tecnici che hanno aiutato la Repubblica di Venezia a superare un momento delicatissimo della sua lunga storia, un momento delicatissimo che diventerà un momento estremamente glorioso, quindi con la cosiddetta civiltà delle ville venete. Venezia si trova ad affrontare dei momenti molto difficili della sua lunghissima storia a partire dalla metà del 400, quando i turchi conquistano Costantinopoli e Venezia e da Costantinopoli avviano il loro avanzamento. Quanto tempo posso parlare? 15 al massimo, perfetto. E iniziano ad avanzare verso ovest e Venezia viene privata della fonte principale per la cucina, per l'alimentazione della sua popolazione e deve cercare di superare questo enorme problema con un'agricoltura in caso di soddisfare gli abitanti sempre più numerosi e esigenti. E quindi la conquista, la reinterpretazione, la terraferma era lì da qualche secolo, ma non era mai stata utilizzata come avrebbe potuto esserlo e come il delicato momento, siamo alla metà del 400 quando i turchi conquistano Costantinopoli e... Scusa? Anche ti faccio andare avanti. Con cosa? Non ho no, le immagini le fai... Vanno da sole, perfetto. Sì. E quindi bisognava rilanciare l'agricoltura. Il processo va avanti velocemente, i turchi avanzano, Venezia non riesce più a alimentare la sua popolazione, ma nuove tecniche e nuovi insediamenti aiutano a superare il momento delicatissimo. E
A partire però, se da est il problema da est viene in qualche modo arginato, a partire dall'inizio del Cinquecento si presentano problemi gravissimi da ovest, fino alla battaglia di Agnadello e alla perdita, alla sconfitta, fino all'avanzata dei francesi e alla sconfitta di Agnadello. Come si fa? Come non si fa, Venezia riesce miracolosamente in quel momento, perché stava attraversando veramente un periodo delicatissimo, a riconquistare, respingere i francesi e riconquistare gran parte della terraferma, e a questo punto ha avvio un nuovo modo, un nuovo intenso sfruttamento, e si può dire che le ville venete hanno un avvio importante e definitivo a partire dal 1515-1520. Alcuni grandi architetti, per quanto riguarda Venezia, parte subito con la risistemazione, ristrutturazione del territorio, le bonifiche. Il territorio era ricco d'acque, noi le vediamo irregimentate perfettamente nei canali che Mapi Cunico e gli altri autori hanno presentato, ma all'epoca non era così. Venezia, il territorio veneziano era in parte lagunoso e infestato da acque, e in parte poverissimo d'acque, soprattutto in varie parti. Come fare? E tutti, diciamo, tutte le forze della Serenissima vengono investite in questo. Bisogna recuperare il territorio, bisogna avere un'agricoltura che possa soddisfare la Repubblica di Venezia, che era uscita sana e salva alla fine da questi difficilissimi decenni, quasi 60 anni, 70 anni. Come fare? Con le ville e con il territorio. Quindi la bonifica, legata alla bonifica, Venezia crea nuove magistrature, tra cui i provveditori soprabene inculti, che partono subito all'opera e riescono a liberare dalle acque molte terre e a irrigare la fascia a nord delle risorgive, per cui c'è il terreno. Ci sono nuove culture, è incredibile, è il momento in cui il riso, il mais, la patata, il pomodoro vengono introdotti da varie parti del mondo, sia da est che da ovest, dipende. E quindi ci sono nuovi prodotti agricoli, e tutto questo viene velocemente utilizzato. E l'architettura. Alcuni grandi architetti attivi, celeberrimi architetti attivi a Roma, si spostano a Venezia. Venezia ha bisogno di loro, e sono Jacopo Sansovino, Michele San Micheli e altri celeberrimi. Jacopo Sansovino, ricordiamo, la Villa Garzoni a Ponte Casale, è una villa che però non avrà un seguito, è costosa, è impegnativa, e poi Jacopo Sansovino è impegnatissimo a Venezia, non può lasciarla per troppo tempo. E in questo periodo ancora abbastanza difficile si forma e cresce una Andrea di Pietro della Gondola. È figlio di il padre ha una barca che porta in giro, raccoglie materiali, li distribuisce, e lui dimostra, è figlio unico, dimostra molto presto, appunto Andrea di Pietro della Gondola, dimostra molto presto un interesse per la tecnica, per la base dell'architettura, ma ad ogni modo va a 13 anni, entra in un cantiere edile presso un gruppo, lo allevano prima a Padova e poi scappa, va a Vicenza, dove trova qualcuno di meglio. I padovani protestano, ma poi alla fine torna a Vicenza e resta a Vicenza, e il padre lo segue, la madre nel frattempo muore, il padre lo segue, e tutto sommato si fa un nome, ma
tutto cambia. Questo giovane, che è arrivato all'età di 20 anni e più, era nato nel 1509, quando quando conosce Gian Giorgio Trissino, grande umanista che da Roma, di origine vicentina, celeberrima famiglia, da Vicenza va a Roma, passa parecchi anni a Roma, poi torna nella natia Vicenza, conosce Palladio e lo sceglie, lo appoggia, lo incoraggia a studiare. Palladio aveva già una formazione, sicuramente era molto dotato, e viene anche ribattezzato nel circolo di Trissino e diventa, da Andrea di Pietro della Gondola, Andrea Palladio. Quasi tutti i personaggi che ruotavano intorno alla cerchia intellettuale di Gian Giorgio Trissino cambiano nome in varie occasioni, ma Palladio resterà Palladio poi per tutta la vita. Quindi questo giovane che nasce con una prospettiva di vita abbastanza incerta, già a 30 anni è Andrea Palladio e comincia a cimentarsi con l'architettura alla fine degli anni 30, gli anni 40, Villa Godia Lonedo, eccetera, e cambia completamente l'approccio alla villa. La villa, o meglio casa di villa. Per villa, per molto tempo ancora, si intende l'intera tenuta con gli spazi agricoli, con la sua viabilità, eccetera. Casa di villa è il perno della villa. Fino ad allora, le ville costruite nei primi decenni del Cinquecento, quando l'interesse per la villa si diffonde sempre di più, la villa deve avere un proprietario, in genere è un cittadino che investe in campagna, non è la residenza principale, la casa di villa, voglio dire, non è la residenza principale, ma è il luogo in cui il proprietario investe e guadagna. All'inizio sono soprattutto gentiluomini di terraferma e non i commercianti di Venezia, tra i cittadini veneziani, ma gli aristocratici, i nobili veneziani. I nobili veneziani non possono guadagnare con le loro mani a Venezia, e mentre i cittadini lo possono fare e lo fanno molto bene, e quindi i nobili devono vivere di rendita. Quale rendita migliore di quella della campagna e dell'agricoltura, in un momento in cui l'agricoltura è estremamente sotto osservazione, estremamente importante. E quindi Andrea riesce a progettare prima con un approccio più incerto e poi in modo chiarissimo il suo tipo della villa. Lo ha scoperto col primo viaggio a Roma con Gian Giorgio Trissino alla fine degli anni 30, all'inizio della metà degli anni 40, no scusate, anni 38-40, va con Trissino a Roma per la prima volta e lì scopre quello che sarà il suo modello della casa di villa, cioè l'architettura romana antica. E questo resterà il suo principale, diciamo, contributo alla civiltà delle ville venete, fondamentale. La villa di Palladio costa poco. Mentre Sansovino e San Michele avevano costruito ville con pietra, con materiali pregiati, eccetera, la villa di Palladio non costa molto, è quasi tutta realizzata con cotto intonacato, solamente i capitelli sono in pietra, il materiale più costoso, ma Palladio nobilita la villa come nessuno aveva osato fare prima. Si parla oggi di Villa Tempio, ma è sbagliato, perché Palladio non cita mai Villa Tempio. Palladio dice che all'origine dell'architettura c'è la casa privata, e dalla casa privata si formeranno tutte le altre tipologie architettoniche. Ovviamente della casa delle origini non resta quasi niente, ma è più che certo che la villa coronata nella parte centrale con in genere un colonnato, un loggiato, una scala che innalza
il piano nobile dal terreno in genere umido, preservandolo anche dall'umidità, quindi una scala per arrivare al piano nobile, la villa tipica di Palladio. Si arriva da un pronao aggettante coronato da un frontone triangolare. Ma Palladio dice il frontone triangolare oggi lo si trova, a suo tempo, lo si trova nei templi, ma in realtà ogni tipologia architettonica nasce dalla casa, quindi è più che scontato che il frontone triangolare era presente anche nella casa delle origini. E poi questo frontone triangolare aiuta non solo a vedere la villa da lontano, a far sì che la villa possa essere veduta da lontano e a far sì anche che dalla villa, dal piano nobile della villa si possa vedere lontano, ma è anche il luogo ideale per le insegne nobiliari della famiglia. Quindi tutti questi motivi portano al successo del suo modello di villa, che costa poco, ha una nobiltà insuperata all'epoca e via dicendo. Palladio non costruirà 4, 5, 10 ville, Sansovino una, gli altri poche. Palladio realizzerà un numero altissimo di ville, più di 20, quasi 30, mi pare, ad ogni modo parlo così a braccio, ma un numero considerevole di ville, lanciando il suo modello di villa. E queste ville vengono a situarsi in una posizione ideale anche rispetto alla campagna circostante. Sono sopraelevate, non sono danneggiate dall'umidità, ma permettono di veder lontano e di essere viste da lontano. Questo è un altro requisito in un paesaggio che andava ancora costruito. E non basta questo. La villa deve essere collegata in modo giusto, corretto, con il territorio circostante, che è per lo più, come ci ha detto prima Giuseppe Rallo, coltivato, ma coltivato con vari tipi di piante che portano alla costruzione di un bel paesaggio, i filari di vite, le vite gemellate, eccetera, eccetera. Non mi soffermo su questo, mi soffermo invece sul fatto che la casa di villa resta per secoli e resterà poi per secoli il fulcro di un paesaggio agrario che nel tempo diventerà sempre più produttivo, nuovi prodotti vengono, nuove piante vengono inserite e sempre più fondamentale per la sopravvivenza della Serenissima. E naturalmente accanto agli edifici c'è il giardino, ma c'è anche la parte produttiva, cioè le barchesse. Nelle ville più antiche, seconda metà del 400, inizio del 500, in genere gli edifici utilitari che servivano alla gestione delle coltivazioni, ma anche ad attività manifatturiere, erano separati dalla casa di villa, la casa del padrone. Palladio invece incoraggia i proprietari che vanno in villa a essere a disposizione, vicinissimi a chi lavora nella villa. Quindi il padrone da un lato ha un giardino, un luogo magari per il godimento del paesaggio circostante, ma ha anche la possibilità di andare al coperto attraverso i porticati ai luoghi di villa dove si produce, dove si guadagna anche, sì. E quindi la villa viene articolata in modo simmetrico ai due lati, con edifici funzionali in modo gerarchico, e il tutto circondato da un paesaggio agrario costruito nei dettagli in modo quanto mai interessante per noi oggi. Palladio non si limita a realizzare tante ville che rispondono in modo così preciso alle esigenze della committenza. Palladio si preoccupa anche di illustrare le ville e nel 1570
verranno pubblicati i 4 libri dell'architettura, che hanno una lunga gestazione. In realtà vengono pubblicati tutti e 4 insieme, oppure in 2 sezioni separate. Nella prima sezione c'è un capitolo introduttivo sui principi dell'architettura, e poi l'architettura privata in città, i palazzi, e in campagna, e quella in campagna, la più innovativa, illustra proprio la villa del Palladio. Perfetto, sì, sono quasi alla fine, allora va bene così anche. Sì, mi fermo a questo punto. È solo importante ricordare che ci sono i 4 libri che illustrano e che porteranno a una fortuna incredibile del modello palladiano, della villa e della campagna, con una duplice viabilità, scusate, ma 2 momenti, con una duplice viabilità ovunque, via terra e via acqua. Mappi Cunico ci ha illustrato perfettamente tutta la parte che riguarda l'acqua, ma la viabilità via terra è importantissimo, lo stradone, eccetera. Quindi colgo anche l'occasione per unirmi a Giuseppe Rallo nel deplorare il fatto che molti dintorni delle ville sono stati selvaggiamente, direi, lesionati. Grazie. Bene. Le immagini di Maruzzo credo che parlino per lui, non credo che voglia dirci qualcosa. Hanno parlato del fatto che ci ha restituito Maruzzo con molta capacità, ma soprattutto con l'intuito che ha avuto di fotografare in tutti i momenti, come ha detto la Cunico, della giornata le ville. Ci hanno dato testimonianze di colori e tant'altro. Ecco, il volume, insomma, vorrei solo ricordarlo, l'abbiamo promosso trovando delle persone capaci che hanno portato avanti delle ricerche, hanno dissodato materiali di archivio, ci hanno permesso anche di conoscere degli aspetti che, insomma, degli quali ne avevamo notizia, ma li hanno messi in riga. Vorrei ricordare qui che quando veniva citato nelle cose che ci ha detto la Visentini Palladio, che Palladio quando va col Trissino a Roma va anche poi a vedere delle ville romane nel contesto laziale, nel contesto campano, e quindi molte delle realizzazioni che Palladio fa sono proprio testimoni dell'organizzazione della villa rustica romana, che si evince proprio dai modi in cui poi realizza i suoi progetti. E bisogna ringraziare anche poi la capacità dell'editoria, dell'editore, che ha saputo prendere tutti questi messaggi e tradurli in una bellissima pubblicazione della quale sono testimone. Ho visto libri nella mia vita di insegnante e questo devo dire che è particolarmente interessante. Cicerone, quando gli dicevano di parlare di cose, diceva de scriptis nisi bonum, e quindi questa testimonianza l'abbiamo data anche stasera. Vorrei concludere con una cosa che ho detto in una iniziativa anche recente, mi scuso con chi l'ha già sentita, che quando c'è stato il terremoto in Emilia avevo mandato un gruppo di studenti e docenti col consenso del Senato accademico a rilevare i danni del terremoto. E restituimmo poi ai comuni tutti quanti i rilievi che erano stati fatti, e quindi abbiamo fatto risparmiare ai comuni quella che doveva essere l'attività di ricerca, di catalogazione e di rilievo. Quella fu l'occasione però di vedere, di raggiungere anche, sempre con gli studenti, Parma e il suo battistero, edificio a cui sono sempre molto, se non legato, l'ho sempre guardato con attenzione. Ebbene, Benedetto Antelami, architetto, scultore, quello che era stato, quando realizza il battistero, nel portale centrale del battistero, quello che guarda verso il Duomo, c'è una scena con un giovane che viene inseguito da una fiera piena di fuoco e fiamme. Il giovane si rifugia su un albero, la fiera sta cercando di scardinare l'albero, quindi si capisce che cosa potrà succedere dopo un po'. Però c'è un ultimo momento di dolcezza testimoniato dal gesto del giovane, che c'è un favo di api sull'albero, il giovane mette il dito dentro e assaggia un momento di dolcezza. Ecco, quando ci sono situazioni come quella che probabilmente stiamo vivendo stasera, stiamo vivendo un momento di dolcezza, ma stiamo attenti che uscendo fuori c'è chi non rispetta il paesaggio, chi non conosce la storia, chi non ha voglia di essere testimone di salvaguardia, di coscienza civica. E questo credo sia il messaggio che può essere venire fuori da una serata come questa, e ringrazio tutti i presenti e chi ha lavorato a questo libro.